differenziati tra vaccinati e non, il governo pensa alla misura sul modello tedesco, intanto le regioni chiedono ed ottengono un incontro urgentissimo con l'esecutivo sulle regole da adottare. Medico di base veneziano indagato dalla procura dopo la denuncia di un paziente che positivo al Covid sostiene di essere stato abbandonato a se stesso rischiando la vita. La congiuntura veneta nel report della Banca d'Italia conferma la ripresa economica della nostra regione che ha recuperato il 65% di quanto perso nel 2020. Non c'è pace per Mogliano con le ville dei VIP ancora nel mirino dei ladri, stavolta il furto in una delle dimore di Egon Fürstenberg, fondatore di Banca Ifis. Non ce l'ha fatta Bianca Maria Martini, la titolare dell'azienda di legnami di Montegrotto, travolta ieri da un bancale manovrato dal fratello, nella notte è morta in ospedale. Malfunzionamento della stufa, incendio devasta un'abitazione di Montecchio Precalcino, trovati carbonizzati il 75enne padrone di casa e il suo cane. Dopo lo stop forzato per il Covid torna il ponte votivo sul Canal Grande per la festa della Madonna della Salute. Inaugurato oggi, non sarà ancora possibile però portare alla Basilica le tradizionali candele in segno di grazia. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Verso Green Pass differenziati tra vaccinati e non, il governo Draghi sta già pensando alla misura sul modello adottato dai Länder tedeschi, e anche la conferenza delle regioni attraverso il portavoce governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha chiesto ed ottenuto un incontro urgentissimo con l'esecutivo per parlare di revisione delle regole relative al certificato verde in relazione all'aggravamento della pandemia. Green Pass solo per vaccinati e guariti del Covid. In molti Länder della Germania è già una realtà il cosiddetto 2G, 2G, ovvero per vaccinati geimpft o guariti genesen, escludendo la possibilità di ottenere il certificato con un tampone negativo. Ciò significherebbe che i non immunizzati, fatto salvo l'accesso al posto di lavoro con il tampone, non potrebbero accedere a bar, ristoranti, teatri, eventi, palazzetti e stadi. Il governo Draghi ci sta già pensando e domani, sulla base dell'indice di contagio R-Conti, potrebbe decidere di dare forma alla misura che, non è ancora chiaro, se riguarderebbe tutto il paese o, sul modello tedesco, solo le aree a maggiore crescita di contagio. Il Friuli Venezia Giulia è a 3 ospedalizzazioni dall'ingresso in zona gialla, ma se si guarda la mappa europea sull'andamento della pandemia, pure il Veneto e la provincia di Bolzano appaiono oggi tra le zone, qui colorate di rosso, definite a maggiore rischio. La revisione sulle regole Covid e il Green Pass in particolare è definita urgentissima anche dal presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga, che ha chiesto e già ottenuto per voce del ministro Gelmini un incontro a brevissimo con il governo, e già nell'ultima seduta aveva precisato che ho detto che se dovesse un territorio passare di zona, di colore di zona, i vaccinati avrebbero maggiore libertà e non dovrebbero sottostare a quelle regole. Cosa che invece è venuto l'altro anno per tutti perché i vaccini non c'erano. A preoccupare, oltre alle conseguenze sulla salute della quarta ondata, sono anche le ricadute che questa potrebbe avere sulla ripresa economica e sulle attività sociali a pochi giorni dall'avvio della stagione turistica invernale e delle festività natalizie. Un appello, quello della conferenza delle regioni, che fa il paio con le parole del ministro della cultura Franceschini, che ritiene giusto differenziare il Green Pass tra vaccinati e non. Un terzo dei contagi del Veneto in provincia di Padova è il dato che emerge dal quotidiano bollettino di Azienda Zero. Secondo gli esperti il picco potrebbe arrivare a dicembre. Lorena Gottardello, medico del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6, spiega la variante Delta è più infettante. 495 contagi in 24 ore sui 1603 totali del Veneto, solo nella provincia di Padova, che detiene il primato anche sul fronte dei casi attualmente positivi, 3.709. Sono numeri che indicano un continuo aumento, quelli registrati dal bollettino quotidiano di Azienda Zero, con il territorio uganeo che conta un terzo dei contagi. Anche sul fronte ricoveri la situazione non migliora, 17 pazienti in terapia intensiva negli ospedali padovani, 79 nei reparti ordinari. Una tendenza che fa già preoccupare per Natale. Nel 2020 era stato quello il periodo del picco. Se guardiamo quello che è successo l'anno scorso, potrebbe, magari non con quella intensità, eravamo arrivati anche a 1000 positivi l'anno scorso a dicembre, intorno a Natale, che poi c'è stato il lockdown rosso, non so se ve lo ricordate, che è stato chiuso tutto.
Però dobbiamo anche essere consapevoli che dobbiamo guardare quello che è successo, perché non possiamo dire no, quello che è successo ci deve indurre nel studiare, nell'essere prudenti. Un virus cambiato rispetto a quello del Natale 2020, più infettante, spiega la dottoressa Gottardello. Perché abbiamo la variante Delta che è più infettante, non è più pericolosa, nel senso che abbiamo visto che tutto sommato non è più pericolosa, però è più infettante. Cosa vuol dire più infettante? Che si diffonde di più tra le persone e quindi questo ti può dare più casi. Le armi in nostro possesso sono i vaccini, continuano gli esperti, e le buone pratiche che conosciamo, in primis l'uso della mascherina. Non mi stanco mai di dire che il terzo elemento è in mano ai cittadini. Cioè noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma il terzo elemento è in mano ai cittadini. Un medico di base indagato dalla procura dopo la denuncia di un paziente che positivo al Covid sostiene di essere stato abbandonato a se stesso rischiando la vita. Succede nel veneziano. Lesioni personali colpose. È il reato ipotizzato dalla Procura di Padova che ha indagato un medico di base con studio a Pianiga dopo la denuncia di un 58enne per omissioni e ritardi nelle cure. Tutto è iniziato lo scorso dicembre, racconta il paziente. Sono venuto a conoscenza che un mio amico che andavamo via insieme risultava positivo. A quel punto ho fatto una richiesta di tampone chiamando il mio medico curante, ma il mio medico curante era il 7 dicembre se non sbaglio, era di lunedì, non ho avuto nessuna risposta. Così dopo 5 telefonate la moglie si è recata dalla Guardia Medica di Peraga a ritirare la ricetta per il test molecolare effettuato all'ospedale di Campo San Piero. Dopo 2 giorni il 58enne, sempre secondo la denuncia presentata, ha contattato nuovamente il suo medico per conoscere l'esito del test e dopo 9 telefonate a vuoto è riuscito a parlare con la segretaria. Dopo una vicissitudine di un po' di chiacchiere mi comunica effettivamente che ero positivo. Io chiedevo di parlare col medico, il medico era impegnato e ho detto mi richiamerò. Sostanzialmente quelle poche volte che ho avuto modo di parlare con lui, con il mio medico, diceva che avrebbe mandato un'email all'USCA di Noale per farmi una visita a domicilio. I giorni però passavano e i sintomi erano sempre più gravi. Il paziente ha chiamato 17 volte il medico, riuscendo a parlare una sola con la segretaria che ha riferito che era impegnato. A quel punto è stato costretto a chiamare il 118. Sono stato il 15 o il 16, non ricordo, sono stato a Campo San Piero un giorno e una notte, mi hanno fatto una tacca, un polmone finito, si è liberato un posto al monoblocco di Padova. Monoblocco di Padova sono arrivato in tarda serata e in tarda serata mi hanno comunicato in modo molto chiaro che mi dovevano intubare. Avevo una saturazione del 20% e chiedendogli come erano le condizioni dice guardi stiamo a vedere se supera la notte. Queste erano le comunicazioni che venivano date a mia moglie. Il paziente, che si è rivolto ai legali dello studio 3A, è stato salvato in extremis e dimesso il 5 gennaio. L'USCA, chiamata dal suo medico settimane prima, è arrivata il 6 gennaio. Con tutta probabilità, se la situazione fosse stata affrontata per tempo, per il 58enne sarebbe andata diversamente. Diciamo che i medici stessi mi dicevano che ero quasi miracolato. Protesta dei sanitari No Green Pass a Padova, presente una cinquantina di persone. Una delegazione è stata ricevuta dal responsabile del servizio igiene pubblica dell'ULSS 6. Tensione tra una manifestante che rifiutava di indossare la mascherina e la polizia. Non mi tocchi! Non mi tocchi! Non mi interessa, voglio i testimoni, non mi tocchi! Mi dai i suoi documenti! Filmate per piacere! Aiuto! Aiuto! È fuori dalla manifestazione, lasciatela entrare. No, non è fuori dalla manifestazione. Sì, io sono per strada fuori dalla manifestazione, sto passando come una normale cittadina. Mi vuole obbligare a mettere la mascherina, sto passando per strada, vuole obbligarmi a mettere la mascherina. Momenti di tensione con gli agenti di polizia presenti a sit-in in Piazza del Santo a sostegno dei sanitari No Green Pass, sospesi perché senza vaccinazione. La maggior parte dei presenti, rispettosa dell'ordinanza del sindaco Giordani che obbliga all'uso della mascherina anche all'aperto in caso di corteo o manifestazione, non tutti. Questo è un abuso e non mi tocchi!
Bene, stia distante 1 metro! Stia 1 metro distante! Ok? Mi dà il documento per Bene! Mi dà il documento per favore. Chiariamo, stia filma! Stia 1 metro, anche di più distante! Alla fine prevale il dialogo e si torna alla pacifica protesta, con una delegazione che poco dopo mezzogiorno sarà ricevuta negli uffici del Centro Igiene Pubblica dell'ULSS 6 dalla responsabile Lorena Gottardello. Ingresso con misurazione della temperatura per i rappresentanti degli operatori sanitari sospesi. Abbiamo fatto delle richieste chiare, chiediamo che venga rispettata la legge, che vengano rivalutate le sospensioni attualmente fatte ai sanitari, che non hanno alcuna logica, soprattutto di chi aveva il diritto all'esenzione perché aveva il certificato, come prevede la legge, di un medico vaccinatore d'esenzione. Un dramma per molte famiglie che non sanno di che vivere, ha spiegato Corò. Un incontro all'insegna del dialogo e dell'ascolto tra manifestanti e vertici dell'ULSS. Tutte le osservazioni saranno presentate e discusse, hanno assicurato. Le sospensioni però sono frutto di un procedimento con l'esame di una commissione che ha valutato caso per caso la cartella clinica di ognuno dei sanitari. L'economia ora, perché il Veneto è in piena ripresa. Secondo l'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia sono già stati recuperati i 2/3 di quanto perduto nella prima metà del 2020. Nel secondo trimestre del 2021 l'economia del Veneto è cresciuta del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, un balzo che ha permesso di recuperare circa i 2/3 della caduta della prima metà del 2020, una performance superiore alla media nazionale. E su più fronti l'economia veneta mostra una grande vivacità, la specializzazione manifatturiera e nel turismo sicuramente è stata messa a frutto dal sistema economico veneto. Le esportazioni hanno avuto un forte incremento nel primo semestre, la manifattura è tornata ai livelli addirittura superiori al 2019. Il rilancio è anche e soprattutto collegato alla ripresa dell'economia mondiale. Nei primi 6 mesi del 2021 le esportazioni regionali hanno superato i livelli pre-pandemici, così come, secondo il sondaggio annuale della Banca d'Italia, il fatturato delle imprese industriali è significativamente salito rispetto al 2019, l'anno prima del coronavirus. Noi abbiamo un settore proprio di specializzazione regionale che è la meccanica, che ad esempio ha sopravanzato di gran lunga i livelli del 2019, ma anche il comparto del legno, del mobile, il comparto dei prodotti elettronici. Questo sono comparti che hanno sopravanzato i livelli del 2019. Ciò non toglie che all'orizzonte rimangano diverse ombre. Strozzature nelle catene globali del valore e aumenti dei prezzi, quindi ritardi nell'approvvigionamento di materie prime che potrebbero indebolire questa ripresa in atto. Non ultimo le incertezze sull'evoluzione della pandemia. Una spinta ulteriore all'economia dovrebbe comunque arrivare non solo dal nostro PNRR, ma anche dai piani di rilancio degli altri paesi. Dato negativo invece sull'occupazione, il Veneto ha la maggiore perdita di posti di lavoro del nord Italia. Per quanto riguarda i lavoratori invece dipendenti, quindi limitandosi solo ai lavoratori dipendenti, un lieve miglioramento si osserva, però facciamo attenzione che si tratta essenzialmente di un aumento legato a assunzioni con contratti a tempo determinato. E storico accordo per Ideal Standard. Ieri sera al Mise la fumata bianca ha chiuso la lunga vertenza ed ha messo nero su bianco le basi per il futuro dei lavoratori dell'azienda di Trichiana. 15 milioni di dote finanziaria per il futuro del sito di Ideal Standard, marchio e commesse al futuro acquirente, ancora continuità produttiva fino alla fine del prossimo mese di febbraio, cassa integrazione per 12 mesi, incentivi all'esodo. È stato definito un accordo storico non solo per il Veneto ma anche a livello nazionale, quello raggiunto al Mise per lo stabilimento di ceramiche di Trichiana. Abbiamo raggiunto il migliore accordo, non solo possibile, ma proprio il migliore accordo. E quindi questo è un primo passaggio. Noi vogliamo la continuità produttiva, vogliamo che quel marchio che è tanto importante per il territorio, per i lavoratori che lo sentono proprio, questa è un'azienda che direi che i primi industriali sono i lavoratori. Ai lavoratori che stoicamente hanno affiancato la squadra istituzionale e sindacale accettando anche la riduzione dello stipendio è stata indirizzata riconoscenza, in primis dagli stessi vertici di Ideal Standard.
Noi avevamo manifestato fin dall'inizio la volontà di cercare di rispettare al massimo le persone, cercare di avere un supporto per minimizzare al massimo l'impatto sociale delle nostre decisioni. E così, pur se faticosamente, è stato. Avevamo fatto una promessa ai lavoratori all'indomani dell'incontro al Ministero in cui Idea Standard ha detto che se ne andava, e con questo accordo noi poniamo le basi di costruzione per un futuro dello stabilimento, per il mantenimento dell'occupazione, per il mantenimento del valore industriale. Noi attendiamo con fiducia che ci possa essere un acquirente che magari ceramista, come viene definito, cioè che lavora nel settore sanitario, e per poter aprire con questi un dialogo, un confronto per dare prospettiva a futuro allo stabilimento, in particolar modo ai 450 dipendenti. Per domani è attesa la nomina dell'advisor incaricato da Idea Standard per la ricerca del nuovo acquirente. Si parte dunque mentre la Regione è pronta a suggerire una norma che metta in chiaro una volta per tutte cosa può essere concesso o meno alle multinazionali per evitare che il paese Italia non sia più considerato terra di conquista. Non c'è pace per Mogliano con le ville dei VIP ancora nel mirino, terzo raid in 4 giorni. Dopo la rapina di domenica sera al petroliere Giancarlo Miotto, sequestrato insieme alla famiglia da un comando armato, e l'incursione sventata dal custode alla villa dell'imprenditore Nicola Joll martedì sera, stavolta nel mirino della banda è finita la villa di Egon Fürstenberg, fondatore di Banca Ifis e membro della nobile famiglia imparentata con gli Agnelli. La scorsa notte i malviventi si sono introdotti in una delle dimore della famiglia in via Buonarroti a Zerman di Mogliano e hanno rovistato nelle stanze a caccia di un bottino che tuttavia, a quanto rilevato, sarebbero riusciti a portare via solo un portafogli. Ad accorgersi delle raid un passante che ha notato una finestra rotta e ha dato l'allarme ai carabinieri. Si fa sempre più strada l'ipotesi che ad agire sia la stessa banda. E drammatico epilogo dell'incidente sul lavoro alla Martini Legnami di Montegrotto. Nella notte purtroppo è morta la titolare, rimasta schiacciata da un bancale. È morta nella notte all'ospedale di Padova la titolare della ditta Martini Legnami, che ieri sera è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro all'interno del suo capannone in via dell'Artigianato a Montegrotto Terme. Bianca Maria Martini, 72 anni, era rimasta schiacciata da un bancale di legna. Le sue condizioni erano parse fin da subito disperate. Alla guida del muletto che trasportava il carico da riporre in uno scaffale c'era il fratello 74enne della donna, Giancarlo Martini. All'improvviso, per cause ancora in corso di accertamento, il bancale è caduto schiacciando la donna. Immediati sono arrivati i soccorsi dal vicino ospedale di Abano, ma vista la gravità la 72enne è stata elitrasportata a Padova, dove purtroppo è spirata nella notte per le ferite riportate alla testa e al torace. Sotto shock il fratello che guidava il muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Abano Terme e lo Spisal, che ora stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Non è la prima volta che la Martini Legnami rimane coinvolta in un incidente grave. Nel gennaio del 2018 un cliente entrato per acquistare del legname è rimasto ucciso da una scaffalatura caduta durante una manovra. Bianca Maria Martini lascia nella disperazione il marito e 2 figlie. E tragedia poco prima dell'alba a Montecchio Precalcino, un uomo di 75 anni è morto nell'incendio divampato all'interno della sua abitazione. La tragedia in via Pracastello, in località Levà, a Montecchio Precalcino, si è consumata all'interno di questa abitazione. Con ogni probabilità il malfunzionamento di una stufa sarebbe all'origine dell'incendio, che non ha lasciato scampo al proprietario della casa e al suo cane. Gianni Marotto, 75 anni, tecnico radiologo in pensione, avrebbe anche cercato la fuga tentando di aprire una finestra, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto proprio per intossicazione con conseguente asfissia. A dare l'allarme intorno alle 5:30 è stato un passante che ha visto il fuoco uscire dalle finestre. Un incendio che ormai era divampato in maniera molto violenta all'interno dell'abitazione. Nella restante porzione c'era una gran quantità di fumo e di gas tossico e nocivi ed asfissianti. Una volta dentro, i pompieri hanno fatto la triste scoperta.
All'interno dell'abitazione poi è stato rinvenuto il corpo del proprietario e il suo cane. Ecco, erano per l'appunto riversi a terra. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della compagnia di Thiene, i quali escludono al momento il coinvolgimento di terze persone. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell'immobile e della salma. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per parecchie ore. Sul luogo della tragedia sono arrivati i parenti di Marotto, la sorella gemella e diversi nipoti e conoscenti. L'uomo viveva da solo in questa casa, con lui solo l'inseparabile cane. Oggi se ne sono andati insieme, uniti anche nel momento della morte. Linea alla regia ora per la pubblicità, subito dopo torneremo a parlare di Venezia con l'inaugurazione del ponte votivo per la Madonna della Salute. Rieccoci in diretta con il telegiornale del Veneto al via. Questa mattina a Venezia le celebrazioni per la festa della Madonna della Salute. Con l'inaugurazione del ponte votivo benedetto dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia, che lo ha attraversato per primo insieme alle autorità cittadine, in rappresentanza del sindaco Brugnaro c'era l'assessore Simone Venturini, in mattinata si sono aperte a Venezia le celebrazioni per la Madonna della Salute domenica 21 novembre, la festa più sentita dai veneziani. La festa dell'affidarsi, come ricordato il patriarca Moraglia, perché ancora oggi la città in questo tempo di pandemia si affida alla Vergine, come è avvenuto nel 1630 durante la peste bubbonica. Con questo gesto tradizionale ha avvertito in questo periodo in modo particolarissimo il pellegrinaggio alla Madonna della Salute, una Madonna legata a una vicenda molto simile a quella che stiamo vivendo ormai da quasi 2 anni. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati e si adopereranno. Venivamo con le nonne, con le mamme, con gli zii, quindi torniamo alle origini e oggi c'è un grandissimo bisogno di tornare alle origini, all'autenticità delle nostre relazioni, in particolare quelle familiari, gli affetti, e a ricordarci che non tutto è nelle nostre mani, ma alle volte è bene affidarsi a qualcosa di più grande di noi, appunto in questo caso la Madonna. Una festa diffusa, ma anche con la libertà e il bisogno di giungere fino alla Basilica della Salute. Qual è il messaggio di quest'anno in particolare? La misericordia. Importante sostegno dell'Ostra Serenissima in campo per garantire che tutto si svolga in sicurezza, compreso il tradizionale mercatino, che torna quest'anno per la gioia soprattutto dei bambini. Siamo in un periodo di ripresa della pandemia e dobbiamo essere molto accorti, quindi è raccomandata assolutamente la mascherina anche all'aperto, perché ovviamente la devozione sarà tanta. Ed ora parliamo di musica. Il Veneto si conferma essere casa di tanti dei giovani talenti musicali del palcoscenico italiano. Un momento d'oro per la musica pop made in Veneto. Sono tanti giovani prodigio che a suon di hit scalano le classifiche musicali italiane. Tra i pionieri di questa new generation, Francesca Michelin, San Giovanni, Madame, ma anche tanti artisti emergenti, come lui, Oliver. 21 anni, cresciuto a Verona ma cittadino del mondo. Oliver si avvicina alla musica da piccolo col suo pianoforte e da lì non l'ha più lasciata. E questa è Late Apology, il suo nuovo ultimo singolo. L'ho scritta in un periodo un po' difficile, diciamo, perché eravamo tutti chiusi in casa, c'era il Covid, periodo di lockdown, il primo lockdown tra l'altro. Il brano parla di, diciamo, è una riflessione su una mia storia d'amore in passato e sugli errori che avevo fatto durante quella storia d'amore, però ormai era troppo tardi per recuperare quel rapporto e quindi il brano infatti si chiama Late Apology, quindi scusa in ritardo. Quindi diciamo un argomento un po' difficile da affrontare, però allo stesso momento è accompagnato da un arrangiamento essenziale, minimalista, che rende il tutto un po' più leggero, no? Che non appesantisce il discorso. Un brano arrangiato da Roberto Gramegna ed Ettore Gilardoni, prodotto invece da
da Vince Tempera, storico musicista italiano e arguto talent scout. Late Apology è un po' un preludio, diciamo, ad un progetto più grande, ad un EP o album, come lo vogliamo chiamare, su cui sto lavorando da veramente tanto tempo. Io ci tenevo tantissimo che quando facevo uscire il mio progetto più grande, diciamo, che ci fosse un progetto molto coeso, un lavoro molto coeso, perché infatti preparandomi per la scrittura dell'album ho ascoltato dall'inizio alla fine album che io adoravo, come per esempio l'album di Adele, Sheeran, Tyler the Creator, Bruno Mars. E una cosa che ho notato è che c'è un filo logico tra tutti gli album, no? Quindi appunto è una cosa a cui tenevo tantissimo anch'io. Late Apology è il primo capitolo, ce ne saranno anche altri prima dell'album e poi ci sarà il lavoro completo. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo, arrivederci. Ben ritrovati. Breve fase di calma meteorologica, alta pressione, giornata decisamente buona e asciutta. Vediamo il dettaglio di venerdì 19 novembre. Sul Veneto al mattino cielo generalmente nuvoloso con transito di nubi alte o locali nebbie in pianura e nelle valli durante appunto le ore più fredde. Nel pomeriggio maggiore soleggiamento, specie sulle Dolomiti, dove il cielo tenderà a divenire via via più sereno. Temperature invariate, minime tra 2 e 5 gradi, massime comprese invece tra i 12 e i 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo poche novità, tanto sole ovunque, cielo sereno o poco nuvoloso e senza piogge. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 14 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevale anche qui un ampio soleggiamento un po' su tutti i settori della regione, con qualche nube ma del tutto innocua. Temperature minime intorno ai 2-3 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antena 3.